noi e soprattutto sulla vita delle generazioni che verranno. Quanti elementi abbiamo che intorno a noi di guerre, di terrorismo, di criminalità, di minacce sul lavoro? La serenità alla quale si riferivano i filosofi antichi è ancora uno strumento che possiamo utilizzare per stare un po' meglio dentro, oppure è diventato un ferro vecchio? C'è un libro dal quale partiamo che si chiama proprio così, La serenità. L'ha scritto un professore di filosofia che è già stato ospite di questo studio, che abbiamo volentieri invitato di nuovo qua per l'efficacia con la quale tratta argomenti anche difficili. Si chiama Massimo Donà. Eccolo qua. Buongiorno. Mi chiedevo sempre, lei che è anche un bravo suonatore di tromba, mi chiedevo sempre se sia la tromba o la filosofia che più contribuisce alla sua personale serenità. Io direi forse l'incrocio di queste due attività, sì. Proprio la simbiosi. Perché la filosofia più la tromba non danno luogo ad un trombone, no? No, spero di no, mi auguro di no. Potrebbero darlo. Potrebbero, se sì. Mal fatte, se mal praticate, sì. Senta professore, lei ha scritto questo bel libro, Una passione che libera la serenità, ve lo consiglio a chi ci ascolta, nella quale, citando Seneca, maestro di queste cose, faccio prima un'osservazione preliminare. Come spiega lei che un personaggio per certi aspetti abietto come Seneca abbia potuto scrivere delle cose tra le più alte che l'umanità abbia mai scritto? Io credo che questo sia un fatto molto significativo che dovrebbe farci capire almeno una cosa, cioè a farci dismettere le illusioni per le quali appunto capire una cosa, pensarla, possa significare per se stesso saperla praticare. Questa è un'utopia. Molti filosofi hanno agito male, ma ben pensato. Questo è un problema dell'essere umano, direi, che magari potremmo anche affrontare. Sì, forse non in 25 minuti, ma insomma. C'è una frase di Seneca che lei mette all'inizio di un capitolo molto bella, questa è, dove parlando appunto della serenità diceva: questa è una cosa nobile, fonte di sicurezza e libertà, non avere desideri e non curarsi dei comizi governati dalla fortuna. Ora, noi viviamo in un'epoca invece in cui domina il principio opposto. Noi siamo continuamente bombardati dai desideri che vengono stimolati in noi anche in maniera artificiale, pleonastica, non necessaria. La pubblicità, dal desiderio più banale, il supermercato con quei scaffali che grondano di beni e che alimentano desideri. Come facciamo a mettere d'accordo Seneca con la nostra epoca? Ecco, io credo che si tratta di capire bene di quale tipo di desiderio oggi si va in cerca, no? O si cerca di soddisfare. Quale tipo di desiderio? Ecco, noi siamo macchine desideranti e non possiamo nascondercelo, non possiamo illuderci di poter raggiungere quello che si chiamava appunto un tempo uno stato di perfetta atarassia, mancanza. Ecco, non possiamo essere questo, noi siamo macchine desideranti, ma ecco il punto. Io credo che la civiltà contemporanea, ma forse la cosa viene da molto più lontano, abbia dato luogo ad un equivoco. Non si tratta di rinunciare ai desideri. Io credo che in Seneca, nello stoicismo, ci fosse la comprensione del problema, ma da lì è anche iniziato questo equivoco. Cioè, noi non possiamo rinunciare a desiderare, possiamo però fare cosa? Ecco il punto. Non assolutizzare, non diventare idolatri. Che cosa? Gli oggetti del desiderio, perché io credo che l'equivoco è questo, spesso ci viene fatto credere che l'oggetto desiderato ci appagherà. Ecco,